Prego. E purtroppo ci troviamo in questa situazione ad ogni piena. Una volta non era così, il pericolo deriva dal fatto che le strutture, canali e argini sono stati degradati, non sono più quelli di una volta. Molti murazzi sono stati degradati, rovinati da interventi eseguiti dal genio civile, specialmente a ridosso della punta del centro, e quindi quando hanno eseguito altri interventi. Gli argini sono a pericolo crollo per frane, dove sono stati eseguiti altri interventi di pseudo manutenzione, e nel 77 si era detto, anziché fare ultimare il Drizzagno, il nuovo canale che era stato ideato per salvare Bovolenta dalle piene, lasciatelo andare perché era un progetto sbagliato, rinforzati i murazzi ancora nel 77, con i soldi che sono stati spesi dal 77 in poi si sarebbero fatti tutti i murazzi nuovi. Questo è un problema. Altro problema è la costruzione dell'idrovia Padova-Mare. Se esistesse l'idrovia Padova-Mare con una portata di 450 metri cubi al secondo, forse le piene non si verificherebbero in queste misure, perché l'idrovia servirebbe da scolmatore delle piene del Bacchiglione e del Brenta in caso di piene analoghe a questa. Quindi sarebbe una valvola di sfogo. Molto di più degli invasi da eseguirsi a monte, perché gli invasi forse terrebbero botta per qualche minuto, cioè per qualche ora. E adesso a Bovolenta qual è la preoccupazione? Ma Dio, speriamo, data la situazione, ci vogliono i miracoli.